solo piscine, ma numerose attività legate all'intrattenimento a carattere sportivo. Questa è la Padova Nuoto che d'estate mette in bella mostra i suoi impianti e le diverse possibilità di impiego. Abbiamo i corsi accelerati, i centri estivi, i bambini piccolissimi dai 2-3 anni fino ai ragazzini che vengono qua a giocare, a scatenarsi nel nostro nuovo gioco galleggiante in acqua. La piscina è da 50 metri a disposizione di chi vuole allenarsi, continuare a allenarsi durante l'estate. Naturalmente anche gli atleti approfittano di questa opportunità, soprattutto adesso che fa bel tempo, e quindi c'è tanto movimento intorno allo stabilimento La Paltana. È stato il primo impianto nel Veneto e tuttora è la culla del nuoto padovano e ci auguriamo lo resti anche in futuro. E fra le varie attività si distinguono i centri estivi che ogni settimana impegnano quasi un centinaio di ragazzi. Ormai sono 5-6 anni che noi abbiamo scelto d'estate di fare i centri estivi. Sappiamo che la gente ha bisogno perché sono chiusi gli asili nido, sono chiuse le scuole. Cerchiamo di sviluppare le capacità coordinatorie dei bambini, gli schemi motori di base per quanto possibile, cercando di far fare più attività possibili, più sport possibili. Cerchiamo di insegnargli le regole fondamentali per quanto riguarda gli sport di squadra e individuali, come abbiamo visto il tennis, e poi anche gli giochi acquatici. Abbiamo 3 tipi di soluzioni. Abbiamo una soluzione solo con mattina, dove accettiamo i bambini da meno un quarto alle 8 fino a mezzogiorno e mezzo, una soluzione con pranzo, quindi i bambini poi usciranno alle 2, e una soluzione intera giornata, quindi fino alle 5:30. Sono favorevole proprio che si vada avanti su questa strada dei centri estivi, perché abbiamo bisogno che i ragazzi conoscano tutto lo sport, il movimento sportivo specialmente, l'attività sportiva, non solo uno sport unico. E questo è molto importante, per quello che sto seguendo con molta attenzione tutte le esperienze in tanti posti dove si fanno i centri estivi. Tenendo conto anche di tutto l'ambiente che abbiamo, quindi uno spazio pineta verde e anche lo spazio acqua fuori, cerchiamo un attimo di portare i bambini ad avvicinarsi anche a più sport, quali facciamo, oltre a quelli classici tipo il mini basket, il mini volley e il calcetto, avviciniamo anche al tennis, avendo lo spazio anche dei campi da tennis, e gli facciamo fare degli sport acquatici. Abbiamo anche la pallanuoto, avendo anche animatori qualificati nella pallanuoto. E oltre a questi usiamo anche, come vedete alle mie spalle, il mini hockey e altre attività ludico-motorie, sempre che si avvicinano a qualche sport. E fra i nuotatori occasionali, gli agonisti e di centri estivi, alla Padova Nuoto sono numerose le associazioni che anche solo per un giorno usufruiscono dell'impianto per svolgere le loro attività in acqua. Abbiamo anche delle associazioni esterne che ci vengono a proporre le loro attività, tipo la canoa e l'orienteering, e insomma è un'opzione in più per i bambini per avvicinarsi a questi sport e provare cose nuove che magari da altre parti non avrebbero la possibilità di farlo. Questa vasca è stata costruita apposta per ospitare bambini fino agli 8 anni e solitamente vengono accompagnati dai genitori, in maniera che possano giocare liberamente, senza pericoli che la vasca sia troppo alta o di trovarsi in mezzo a adulti che nuotano. Abbiamo i nostri centri estivi e in più ospitiamo scuola tipo quella che vedete adesso, che è una scuola che viene da fuori, e li ospitiamo magari in mezza giornata, loro possono così usufruire della piscina, c'è anche un servizio ristorante, bar e quant'altro.